In soli 7 giorni la nostra regione è stata protagonista in 4 grandi appuntamenti internazionali dedicati al mercato delle vacanze. La scorsa settimana a Napoli per la borsa turistica del Mediterraneo, poi Alghero per la Bitas concomitante con gli eventi di Milano, per l'Expo del turismo religioso e di Firenze per la edizione 2023 di Tourisma, il Salone internazionale del turismo culturale curato da Piero Prunetti, direttore della rivista Archeologia Viva. Lo stand della Sardegna allestito per il 9° anno consecutivo dalla Carlo Delfino Editore ha portato a Firenze una proposta turistica organizzata nella quale l'archeologia, le tradizioni culturali e le economie rurali costituiscono elementi connotanti di una regione che ha proposto agli operatori turistici la possibilità di soluzioni di viaggio per un turismo sostenibile di piccole comunità con misurata capacità di accoglienza. La 3 giorni fiorentina dell'isola si è chiusa ieri sera con un bilancio di 11.000 visitatori ed un risultato decisamente positivo con uno stand di passaggio obbligato arricchito da un grande schermo a LED, l'unico presente nel salone, che ha proiettato ai visitatori una Sardegna di unicità archeologiche incastonate in un paesaggio naturale unico. Un allestimento, quello proposto dalla Sardegna a Turisma, che pone il tempo, la persona, la conoscenza come ingredienti esperienziali che sanno coniugare spiagge e interni, buona cucina e una cultura dell'ospitalità sacra già ai tempi pagani. Una Sardegna che si è presentata con proposte territoriali associate come l'Unione dei Comuni della Trecenta o in rete di aziende come le 20 imprese di gestione di beni culturali ed archeologici operanti da nord a sud della Sardegna, riuniti insieme nel progetto Smart. Sono state presenti al Salone Fiorentino anche le 2 grandi realtà legate al mondo storico della pietra, il Menhir Museum di Laconi, promotore capofila della rete nazionale delle statue Stele Menhir, e la Fondazione Montebrama, con l'unicità dei suoi giganti di pietra che stanno imponendo la rilettura della storia della statuaria mediterranea. E soprattutto ha una grande capacità di richiamo storico, ovvero dei percorsi che hanno condotto dal Neolitico alla fase dei nuraghi e quindi del secondo millennio a.C. a creare le condizioni perché poi questi luoghi diventassero ospitali e motore dello sviluppo della Sardegna. È indubbio che però in questi comuni della Trecenta si riesce attraverso necropoli, attraverso segni inconfurabili della storia, a ricostruire quello che è una capacità evocativa che nell'archeologia diventa desiderio di vivere, ispirare, trovare lo spirito detto genus loci. È una sensazione che la Trecenta, al di là dei singoli comuni, riesce a dare nel suo complesso e va promossa, va fatta conoscere, e quindi sono contento di questa iniziativa a Turisma. Detto questo, poi ci sono stati dei momenti in cui proprio in questo territorio vi è stato il segno inconfondibile delle relazioni con le civiltà toscane. Penso al periodo della Repubblica Marinara Pisana, che segnò con la Sardegna l'espansione e la crescita nel Mediterraneo di un ruolo che fu molto importante. Del resto è quello il periodo in cui lo scambio di questa realtà che fra Pisa e la Sardegna porta a commerciare, a vivere rapporti con le sponde anche dell'altro Mediterraneo, che arriva, non so, la scoperta della matematica oppure la conoscenza di quello che sono poi le basi della nostra scienza e della nostra civiltà. Io penso che in qualche modo la Sardegna fosse al centro del Mediterraneo, vivesse queste fasi con una luce di civiltà particolarmente elevata e di spessore, e oggi tutto questo deve essere trasformato in richiamo turistico. Se c'è una cosa che si impara nelle occasioni internazionali, fiere, borse, sagre internazionali, eccetera, c'è una cosa che si impara, è che l'immagine ha una sua importanza decisiva, perché è solo l'immagine che ti racconta quel luogo, e quindi la promozione. Beh, l'immagine è suggestione, è racconto, e quindi è fondamentale nella comunicazione, nella promozione
serve a far conoscere, a valutare, a rivalutare luoghi anche spesso già visitati. Noi da anni ci dedichiamo a questa attività e lo facciamo seguendo anche le nuove tecnologie che cambiano e ci portano appunto in nuove dimensioni anche. È un modo diverso di vedere la Sardegna, non più come dire a tu per tu, ma anche dall'alto, e quindi perfino chi ci abita quasi fa fatica a conoscere. La nostra peculiarità, cioè noi ci siamo dedicati sostanzialmente alla ripresa aerea che scopre, che svela, che racconta in maniera differente spesso luoghi che già conosciamo, che frequentiamo, quindi questo è il valore di questo tipo di immagine. Si aggiunge poi, a questo si aggiunge l'utilizzo dei visori immersivi, le ricostruzioni, diciamo, altre tecniche di comunicazione che comunque partono sempre dal prodotto fotografico, da quello digitale acquisito in maniera diciamo, naturale, ecco, specifica. La fotografia è tecnica, ma senza sentimento non si può fotografare, o meglio non si può raccontare la bellezza senza il sentimento. Immagini parlanti. Quello è... Le immagini parlanti sono quando chi guarda quelle immagini sente qualcosa, e questo mi fa molto piacere, anche perché il mio mestiere è quello di raccontare la mia isola, cercando di appassionare le persone per fare in modo che l'isola venga conosciuta e ovviamente vissuta, quindi un richiamo anche turistico oltre che di conoscenza del patrimonio archeologico. È una sfida, turismo culturale e una cultura che fa economia territoriale. La Sardegna era troppo conosciuta per il mare, le bellezze delle nostre coste sono oramai il manifesto più bello che noi abbiamo nel mondo. Però bisogna anche fare in modo che tutto quello che all'interno dell'isola venga frequentato e vissuto, venga conosciuto dai turisti. Ecco perché c'è un nuovo messaggio che si sta portando avanti, ed è il messaggio che la Sardegna non è solo mare, ma è soprattutto bellezze culturali. Ma con le bellezze culturali abbiamo l'enogastronomia, abbiamo l'artigianato, abbiamo la natura anche delle zone interne. Quindi chi viene in Sardegna, chi verrà in Sardegna per le coste deve sapere che oltre le coste c'è anche qualcos'altro di molto bello. Speriamo in una giornata di maestrale? Le giornate di maestrale in Sardegna sono la fortuna delle zone interne, perché quando c'è tanto maestrale le persone non vanno in spiaggia e frequentano i siti archeologici, i parchi, quindi qualche volta è meglio che ci sia maestrale anche forte. L'Unione dei Comuni presente al Turisma ancora una volta e ha un impegno importante, pluriennale. Ormai siamo al 5° anno di presenza qui a Turisma. Come Unione dei Comuni della Tregenta in questi anni abbiamo fatto un percorso di crescita, anche una consapevolezza delle potenzialità che il territorio della Tregenta può offrire. Abbiamo appunto sviluppato il progetto Tregenta Experience, prima in fase embrionale, adesso operativo. Per i prossimi anni abbiamo degli appuntamenti importanti, quindi non solo di promozione del territorio ma di valorizzazione soprattutto nei siti archeologici della Tregenta, tramite anche dei finanziamenti che l'Unione dei Comuni della Tregenta ha preso da parte della Regione Sardegna, che ha ritenuto meritevole l'esperienza di Tregenta Experience, e quindi è un progetto che piano piano cresce sempre di più, prende consapevolezza anche negli amministratori e nelle comunità locali, e quindi la nostra presenza qui rafforza quell'intenzione di ospitare il visitatore a vivere una esperienza in Tregenta. Turisma 2023, la Sardegna protagonista ancora un pezzettino di più. Sì, ci sono sempre novità che l'editore Delfino riesce sempre a inventarsi ogni anno, facendo della Sardegna una protagonista del Salone dell'Archeologia qui a Firenze. E diciamo che Delfino casca bene perché la sua isola è così ricca, è una vera miniera dal punto di vista archeologico e monumentale, per cui anche queste immagini che vediamo alle nostre spalle, con le straordinarie foto di Nicola Castangia, non sono una creazione forzata,
sono un messaggio vero e realistico di quello che la Sardegna può offrire a tutti. Archeologia, cultura, turismo, un trinomio. Beh, è giusto così, il turismo non è fatto solo di archeologia, ma è fatto un po' di tutto quello che l'isola ormai offre a un turista attento, un turismo, come dire, oggi si parla di turismo lento, bene, qui ci sono immagini veramente dei fotografi più, come dire, quelli più di rilievo in Sardegna che collaborano con la casa editrice, come diceva appunto il direttore Prunetti, da Nicola Castangia, Gianni Nalvito, Renato Brozzo, quindi ciò che c'era di meglio l'abbiamo messo in questo Ladable, dove ci sono circa 100 immagini e una bella, come dire, esposizione anche del romanico, che è una bella realtà che sta emergendo. Quindi quest'anno direi che la novità intanto è la presenza di Monteprama, della regione, che ovviamente è quella che finanzia in modo particolare turismo, ma i comuni della Trecenta, c'è il romanico con la fondazione, c'è il progetto Smart, quindi come dire, è una Sardegna sempre vivace, sempre viva, sempre attenta, ma sempre pronta a promuovere una realtà dell'isola che è quella della Sardegna, come dire, vacanze per 365 giorni all'anno. Questo è lo scopo di questo maxi schermo che ci fa vedere di tutto e di più. La sfida è iniziata un po' di tempo fa, una rivista che periodicamente ci ripropone un'archeologia che è divulgativa ma altamente scientifica, come si sposa con il grande pubblico. Allora io voglio dire una cosa, che è un omaggio alla Sardegna anche questo. L'idea di fare una rivista divulgativa aperta al grande pubblico e diciamo pure così ricca di contenuti, grazie ai suoi collaboratori, è nata da una mia esperienza in Sardegna nel 1980, quando io attraversai l'isola a piedi. Io in quell'esperienza ho vissuto l'intuizione che l'archeologia, che vedevo ad ogni passo camminando da Callagonone a Capomanno, ho capito che l'archeologia poteva essere non solo un'eredità, ma anche uno spettacolo, un modo di vivere l'ambiente. Da lì si è sviluppato tutto, è nato tutto, quindi la Sardegna è nel mio sangue e mi ha alimentato. Credo che faccia questo effetto a molti. Una rete di siti archeologici e di musei. Sì, un progetto che prosegue, siamo alla seconda annualità, stiamo mettendo assieme quelle che sono le imprese cooperative che lavorano da più di 30 anni nella gestione dei musei e dei siti archeologici della Sardegna, che si propongono in maniera unitaria, perché la Sardegna archeologica ha un patrimonio enorme ma non viene percepito ancora abbastanza all'estero e in Italia, quindi muoversi in maniera unita è la formula vincente che noi vogliamo adottare. Muoversi in maniera unita anche nel territorio, forse il vero problema è conoscersi. Assolutamente sì, lavorare in rete significa scambiare esperienze, scambiare professionalità, tutte queste guide che da anni accompagnano, sono la voce che entra nella testa dei turisti, che però tra di loro magari a volte non parlano, perché noi sardi siamo anche così. E questo progetto serve a metterli in squadra, in staff, serve a condividere progetti, a far crescere la nostra terra, il nostro territorio che ha delle bellezze immense. Guardate, oggi vengo fuori dai buyers, dai sellers, abbiamo lavorato un po' con quello che è il mercato internazionale. Emergono due cose. Il mare va benissimo, ma la gente non si accontenta solo del mare. Questo è il primo dato che ho preso oggi. Il secondo dato: la Sardegna sta diventando un punto di attrazione per gli americani, cioè il mercato americano sta subodorando le possibilità che si hanno in Sardegna. Se si aprono questi due scenari, allora il turismo archeologico, il turismo tutto l'anno avrà un rilancio che non possiamo neanche immaginare. Siorgus Donigala fa parte dell'Unione dei Comuni della Trecenta e come tale siamo presenti qui a Turisma, tra l'altro in doppia veste anche con il Consorzio dei Laghi, perché i punti di forza di Siorgus Donigala sono l'ambiente, poi chiaramente l'archeologia
che è tutta da scoprire, su cui ci stiamo lavorando con degli scavi nella zona del nuraghe, con investimenti sul PST sempre nella zona del nuraghe, quindi speriamo in un futuro roseo, perché senz'altro la zona del nuraghe, sita nel centro storico, è appetibile, perché lì c'è un villaggio nuragico vissuto sin dalla preistoria, possiamo dire, anche nelle fasi successive con i romani, sino al periodo medioevali, dove sono state fatte non dico delle scoperte, ma dei ritrovamenti importanti che associano la parrocchiale di San Teodoro al periodo bizantino, San Teodoro, santo bizantino, e quindi un collegamento nella storia. Ci attendiamo tantissimo, abbiamo tantissimo da fare, però vediamo che i visitatori apprezzano anche la storia del nuraghe all'interno del paese e il connubio con la zona del lago Mulargio. Racconteremo gli ultimi eventi che sono stati organizzati con il progetto 300 Experience e quelli che verranno adesso fatti nel periodo della primavera e autunno. Ogni comune una sua storia, l'individualità di ciascuna storia all'interno di un contesto territoriale. Sì, il comune di Selegas, il mio comune, ha lavorato e sta lavorando soprattutto nella valorizzazione di un progetto, di un percorso esperienziale nelle terre del Turriga, che è una località dove ricca di tanta storia, ricca di tanti ritrovamenti, che è famosa anche per il ritrovamento della famosa statua di Dea Madre, che prende appunto il nome dall'omonima località del comune di Selegas. E oltre questo importantissimo ritrovamento ha dato anche il nome a uno dei vini sardi famosi in tutto il mondo, che è il Turriga. Museo di Senorbi, Madn, culla di civiltà, luogo di tesori meraviglioso, che racconta la storia millenaria di un sito che è diventato celebre per l'insediamento cartaginese, ma che aveva già un background importante. Monteluna, Santuteru e il Madn, strettamente connessi per raccontare questo territorio ricco, abitato da gente raffinata e molto amante del lusso, dell'eleganza e anche della spiritualità. Tesori esposti che ci raccontano di questi tracciati umani straordinari, che tra l'altro speriamo di avere a breve maggiormente arricchiti da dati che arrivano costantemente dalla ricerca. Bisogna venire a vederlo, assolutamente venire a capire che cosa gli oggetti sanno raccontare, perché parlarne è importante, comunicarlo, infatti Turisma è un'opportunità straordinaria, ma come dico sempre al museo bisogna venire per capire i contesti, per capire la civiltà e per capire come gli uomini antichi, i nostri progenitori, hanno poi rappresentato uno straordinario bagaglio culturale che ancora oggi, grazie al cielo, resiste al passaggio del tempo. Venendo a Tarcesus offre un viaggio nel tempo. Possiamo partire dalle necropoli punico-romaniche per passare attraverso la chiesa campestre di San Bartolomeo, la chiesa medievale, e arrivare infine al Museo del Grano, che offre percorsi di panificazione e di preparazione dei piatti tipici del territorio. È un territorio che unisce alla bellezza naturale le antichità e una buona sana enogastronomia che non guasta mai in un buon viaggio. Certo, fa sempre piacere assaggiare qualcosa di buono, qualcosa soprattutto di tipico del territorio, che magari si differenzia un po' dalle zone circostanti. Nel Museo del Grano infatti si preparano anche piatti tipici a base di semola, come la semola fritta ad esempio, o la semola incasata col formaggio e il sugo. Un sistema museale è non solo un territorio, è un'archeologa che coordina le attività. Che cosa significa lavorare in un territorio così centrale?
È un territorio veramente ricchissimo e lavorare per divulgare, comunicare il patrimonio che abbiamo è veramente un'emozione incredibile. Dobbiamo trasmettere la ricchezza culturale del nostro territorio e questo può portare anche degli sbocchi lavorativi non indifferenti. Ricerca, divulgazione e promozione. Promozione e fruibilità. Dobbiamo lavorare tutti assieme per rendere il patrimonio maggiormente attrattivo e soprattutto fruibile. Per questo investiamo molto anche in termini di multimedialità e di comunicazione. Guamaggiore nel cuore della Sardegna, perché venire a Guamaggiore? Guamaggiore, assieme agli altri comuni della Tregenta, offre un patrimonio archeologico ricchissimo. L'amministrazione sta investendo molto nella realizzazione di un museo archeologico e negli scavi del Nuraghe Barru che qui presentiamo con un modello 3D dell'Università di Tübingen, ma presenta anche un patrimonio ricco che arriva sino all'età medievale, con la chiesa di San Pietro, di cui potete vedere ugualmente il modello 3D. Assolutamente una vetrina interessante per i nostri singoli comuni, quindi sicuramente dei comuni tutti con delle peculiarità, ma anche tutti insieme per presentare un territorio ricco di testimonianze storiche, ma anche di tanta cultura, sia cultura archeologica ma anche enogastronomica. Un video wall quest'anno promuove non solo l'archeologia più antica ma anche il romanico, un aspetto della Sardegna decisamente meno noto. Sicuramente meno noto del nuragico, sul quale la promozione del turismo culturale sardo si muove da tempo. Il romanico di breve gestazione, diciamo così, ha invece un grande futuro nella promozione del turismo dei monumenti culturali della Sardegna. Sono oltre 150 le chiese romaniche censite in Sardegna, un piccolo universo del romanico come stile, perché racchiude in sé diversi stili che arrivano dalle maestranze che si spostavano in Sardegna nei 4 giudicati e che avevano stili di costruzioni diverse, oltre agli ordini monacali, e quindi una grande promozione al turismo anche quest'anno per far conoscere il turismo sardo, quello culturale, quello medievale, che è rappresentato da questo grande parco monumentale del romanico sardo. Grandi suggestioni attraverso delle immagini fascinose. Sì, perché le immagini riprendono anche particolari che magari sfuggono nella vista d'insieme del monumento e che sono invece molto evocativi, molto significativi, molto emozionanti, alcune scritte che troviamo incise nella pietra da quasi 1 migliaio d'anni e che sicuramente ci aiutano a immergersi in questo mondo straordinario del mondo giudicale sardo. Si è firmato qualche anno fa un accordo che mette insieme, cuce e tesse un ricamo europeo delle stele Menhir. Sì, il mondo della statuaria preistorica è un mondo in straordinaria evoluzione, nuove scoperte, nuove indagini su tutto il territorio nazionale, in tutta Europa, fino al Caucaso, fino al Mar Nero, investendo il Nord Africa, investendo un territorio amplissimo che dall'Atlantico occupa, diciamo, terre, uomini, popolazioni, comunità e soprattutto il nostro grande mar Mediterraneo. Al centro di questo grande mare c'è la nostra isola, nella parte occidentale, che si trova lì a, diciamo, essere in grado di recepire fenomeni, culture, idee che si spostano da Oriente a Occidente, che si incontrano, guarda caso, proprio nella nostra isola. E qui nel giugno del 2017, proprio a Laconi, nacque la Rete Nazionale dei Musei che si occupano di statue preistoriche, statue dell'età del rame, della prima età del rame, stiamo parlando di 3200-3000 anni prima di Cristo, un fenomeno che è accomunato da un linguaggio comune, che è proprio quello delle grandi statue. Le statue preistoriche sono il primo vero esempio di cultura che uniforma popoli solo apparentemente lontani, ma che avevano un unico credo, avevano un'unica religione, e questa religione li uniformava, dall'Atlantico appunto agli Urali,
dall'Atlantico fino al Mar Nero, e la Sardegna al centro di questo grande bacino che è appunto il Mediterraneo. Il legame con l'acqua e queste pietre. Le pietre e l'acqua sono il sogno che attraversa un viaggio. I sardi hanno avuto per millenni e hanno dato alla pietra un significato incredibile. Dapprima i menhir, assieme alle Domus Deianas, che altro non sono che delle grotticelle funerarie scavate a migliaia nelle rocce sarde, e poi dal menhir alla statua menhir, ricca di segni, che riprende un po' mutuazioni dalla simbologia straordinaria delle Domus. Stiamo parlando di 4.000 anni prima di Cristo, stiamo parlando di ciò che precede, insomma, la prima età del rame, e poi dobbiamo avere il coraggio di capire dove stiamo andando, come si evolve la religione dei sardi in antico, e non potevamo quindi non sfondare questo muro, immergerci non nell'acqua ma nel mondo dei nuraghi, dei sardi e i nuraghi, e dei nuraghi come elemento anche di conservazione di quello che è l'evoluzione di un culto. Dove è finita la Dea Madre? Dove sono finiti i nostri eroi, i nostri capi che abbiamo rappresentati appunto nelle statue preistoriche dell'isola? Li ritroviamo nel mondo nuragico. Sono gli eroi divinizzati, le grandi statuine, le grandi o piccole statuine in bronzo che ripropongono appunto quello che sono i capi, gli eroi che poi verranno celebrati appunto a Monteprama. L'elemento comune è il nuraghe. L'elemento che sta appena a margine di tutto questo, il loro credo straordinariamente universale, che è l'acqua. L'acqua nei pozzi sacri, l'acqua nelle fonti sacre, l'acqua in tutto il sistema idraulico di Gremano a Fonni, ma l'acqua sottovalutata dei pozzi all'interno dei grandi nuraghi complessi, che non era solo un'acqua alimentare, ma era l'essenza di quello che fondamentalmente è il nuraghe. Tant'è vero che i grandi modelli di nuraghi ritrovati in diversi luoghi e in diverse materie celebrano proprio la forza spirituale, la forza cultuale dei nuraghi stessi. Loro sono i veri grandi depositori dell'acqua. L'Aconi, il museo delle statue menhir, che è stato il primo, no, a lanciare il programma di una rete di musei che parlasse di stele e menhir. È un piccolo comune ma si proietta all'interno di un circuito internazionale. Sì, verissimo, diciamo che entriamo qui al Turisma in Punta di Piedi, siamo veramente felici di poterci partecipare. Il fatto di entrarci in Punta di Piedi rappresenta per noi sicuramente un momento molto importante per lo spazio che speriamo che il nostro museo possa raggiungere in futuro. In Punta di Piedi, ma è il promotore di una rete importante. Sì, in Punta di Piedi, dico sempre, si parte sempre con un po' di umiltà per raggiungere poi degli obiettivi importanti. Sicuramente è un museo che racchiude al suo interno una storia grande e speriamo che possa essere, sì, certo, possa continuare il suo percorso. Sardara, il castello, ma tutta la romanità più profonda e le antichità ancora più indigene, no? Che raccontano una storia. Perfetto, Sardara racchiude un po' quello che diciamo va dal periodo prenuragico sino al medievale, quindi è documentata e manifestata anche nella sua parte architettonica quello che è stato il passaggio umano nel paese di Sardara. Ma iniziando a Sant'Anastasia, dove c'è il primo nucleo abitativo di Sardara, passando anche per il centro storico. Nel centro storico noi troviamo quegli elementi di cui abbiamo evidenziato prima, che quindi è il romanico. Passiamo a San Gregorio. San Gregorio è una chiesa romanico-gotica di maestranze pisane, dove manifesta anche quell'arte e quelle elaborazioni architettoniche legate anche a un contesto religioso che hanno fatto sì che la Sardegna sia importante anche per questo passaggio umano.
È ancora conveniente investire in cultura e in un'occasione così grande, internazionale come il turismo a Firenze? Conviene investire in cultura anche perché siamo diciamo in quello che è il tempio della cultura nazionale ma anche internazionale. Tantissimi sono gli ospiti di rilievo che contribuiscono a rendere grande questa manifestazione. Noi siamo qui come Trecenta, siamo qui come Suelli a portare i nostri beni culturali e tutto il nostro patrimonio che da millenni abbiamo in Sardegna. Io sono Paola Carta, assessore al turismo del comune di Guasila, in questo caso anche in veste di autrice di un racconto che vuole promuovere la Trecenta attraverso gli occhi di Idria, la protagonista di una storia che attraverso la sua crescita nelle varie tappe della Trecenta porterà anche le persone a incuriosirsi del territorio. Oltre all'Unione dei Comuni, abbiamo avviato un progetto che si chiama Trecenta Experience. Abbiamo già fatto la prima edizione questo autunno del 2022 con la visita alle giornate in ogni singolo comune, nei siti archeologici e anche delle degustazioni agrogastronomiche. Adesso partirà la seconda edizione che è divisa in 2 parti, sarà in aprile e poi in autunno. Quindi la seconda edizione per 3 anni promuoveremo il nostro territorio e i nostri siti archeologici. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere i nostri territori ma soprattutto di farli conoscere in maniera intelligente, quindi con un circuito che miri non solo a valorizzare le emergenze archeologiche e culturali che abbiamo ma anche e soprattutto quello che possiamo offrire in materia di enogastronomia eccetera, quindi abbiamo una grossa tradizione. Qui siamo rappresentati 2 volte perché siamo anche con l'isola del Romanico e quindi insomma la mia presenza qui è soprattutto per dare valore e spessore al nostro comune e comunque alla Trecenta e insomma alla Sardegna. Fondazione Montipramma a Firenze, promozione, didattica, ricerca scientifica, tutto insieme proiettati in uno spazio internazionale. Infatti il tema che abbiamo scelto di approfondire è proprio quello della promozione dell'archeologia della Sardegna, un tema molto importante che ha toccato anche ieri il nostro Presidente nella sua esposizione, perché si sta cercando proprio di internazionalizzare attraverso l'immagine dei guerrieri di Monteprama, internazionalizzare l'archeologia della Sardegna, quindi utilizzare i giganti come ambasciatori per parlare dell'archeologia, del turismo culturale in Sardegna. E proprio su questo l'iniziativa che stiamo portando avanti è quella con il Metropolitan Museum di New York, con cui è stato siglato un accordo nell'autunno scorso, nel mese di novembre, e che appunto dal mese di maggio porterà l'archeologia della Sardegna, porterà i giganti di Monteprama in uno dei musei più importanti e più prestigiosi al mondo. Il progetto è circolare, cioè l'opera di infrastrutturazione dei siti archeologici di Monteprama, di Taros, la riapertura di San Salvatore, insomma mettere a disposizione il Parco Archeologico Naturale del Sinis ai visitatori, ma non solo ai visitatori, anche ai sardi, anche agli abitanti di Cabras è naturalmente l'obiettivo principale. Parte anche l'attività legata alla ricerca con le campagne di restauro e le nuove campagne di scavo e naturalmente non si ferma l'opera di promozione, di valorizzazione. Partecipare ai saloni, alle borse, alle fiere significa far conoscere a un numero sempre più grande di persone la bellezza non solo di questi posti incontaminati, il paesaggio, il mare, la natura, ma anche naturalmente la grandissima storia. Noi raccontiamo una storia che spazia nell'arco di 7000 anni, dal V millennio a.C. fino all'età giudicale. Abbiamo la responsabilità, naturalmente attraverso l'acceleratore dei giganti di Monteprama, di raccontare una storia che è ancora viva, quella della presenza dell'uomo in quella porzione di Sardegna, ma raccontando quella porzione di Sardegna credo che raccontiamo tutta l'isola. Infrastrutturazione. La rete, dopo 30 anni, una rete nuova recinge gli scavi. San Salvatore finalmente diventa realmente uno spazio fruibile. E poi cos'altro? Ma Taros è naturalmente il nostro gioiello che va ancora di più
coccolato e valorizzato. In effetti erano tanti anni che non si riusciva a fare interventi strutturali. Siamo partiti da rifare la perimetrazione, cioè la rete che raccoglie l'antica città di Taros con le sue diverse sedimentazioni storiche naturalmente, ma adesso con 2,5 milioni del PNRR partirà anche il progetto legato all'accessibilità del sito, i punti ombra, l'accesso anche per i vari diversamente abili, ma anche un accesso più consapevole per tutti i visitatori e le visitatrici. Faremo già pronto, già approvato il progetto per il nuovo centro servizi, il nuovo bookshop. Noi pensiamo che entro un triennio chi tornerà a Taros quasi non la riconoscerà, speriamo, per i servizi che saremo in grado di dare. San Salvatore, l'ipogeo, l'antica chiesetta, riapre alle visite dopo 4 anni. La riapertura è prevista per il 21 di giugno, il cantiere terminerà una decina di giorni prima, è il tempo di fare un piccolo restyling, una piccola operazione di pulizia e di definire con la soprintendenza le modalità attraverso le quali questa riapertura potrà essere fatta. Anche questo è un grande obiettivo. E poi c'è naturalmente Monteprama. Dopo 49 anni abbiamo portato i servizi, l'energia elettrica e l'acqua, che sono alla base del centro servizi che sta nascendo a disposizione di chi deve fare le attività di ricerca e di scavo. Subito dopo verrà definito l'iter del concorso internazionale di idee per la musealizzazione del sito. Anche qui in un triennio noi pensiamo che chi andrà a Monteprama, chi tornerà a Monteprama si accorgerà finalmente che quello è un sito archeologico, cosa che per 49 anni non è stata possibile.